Un attimo ragazzi, poi iniziamo, tranquilli. Eccoci con mister Gianfranco Borgato, si ricomincia. Oggi è una giornata un po' nuova per molta gente che è qui sul campo oggi a Pratipozzo. Con che spirito si inizia? Beh, si inizia sempre con l'emozione di un inizio che nonostante siano passati gli anni è sempre un momento particolare. C'è entusiasmo, qui a Portogallo l'entusiasmo non è mai mancato e non verrà mai a mancare. Noi siamo pronti per questa nuova avventura. Bene, ci siamo riposati, ci siamo ritemprati e ripartiamo con grande voglia e grande determinazione. Oggi è il primo incontro in assoluto o ha già avuto modo di conoscere un po' la rosa? Insomma? Abbiamo già fatto una cena 20 giorni fa, i ragazzi insomma gran parte sono i ragazzi dell'anno scorso, c'è stato qualche innesto, io sono soddisfatto di come si è mossa la società, il direttore sportivo ha fatto un ottimo lavoro, adesso tocca a noi, adesso finalmente diciamo si passa dalle parole ai fatti, i fatti li dobbiamo fare noi. Ci può solo anticipare cosa ci sarà come precampionato in amichevoli e magari se si partecipa a qualche torneo? Ma noi abbiamo giovedì prossimo l'amichevole col Teor, a Teor, il giorno 14 e poi il sabato dopo abbiamo l'amichevole col Sastino di Livenza, se non mi ricordo male. Amichevoli e poi comincia la Coppa Italia. Perciò quest'anno si fa anche la Coppa Italia? La Coppa Italia finalmente per noi è importante perché ci dà modo di prepararci. Allora per chiudere con una battuta, lei l'anno scorso, benché si era in condizioni un po' disastrate, era ottimista, quest'anno di più? Ma sicuramente, poi come dicevo prima l'entusiasmo è stata la nostra arma l'anno scorso e quest'anno, visto che ha funzionato bene, ce ne metteremo il doppio. Bene, grazie e in bocca al lupo. Crepi.